Dalle parole di Stefano sembra così, poi ci siamo sentiti anche ieri sera, lui adesso ha ancora delle riflessioni da fare ed è giusto che le faccia. Ovviamente fare il sindaco per 5 anni e collegato anche al fatto di fare il presidente della provincia è sicuramente un impegno che porta via molto tempo, per cui il suo ritorno in campo per noi è sicuramente una buona notizia. E la ridiscesa in campo di Stefano Marcon, seppure con riserva, non può che essere una buona notizia per la Lega Trevigiana. Non solo parliamo del sindaco del principale comune della provincia chiamato al voto in primavera, ma di una pedina fondamentale anche per il Sant'Artemio. Dopo l'annunciato addio alla scena politica di qualche mese fa, le parole di apertura del sindaco presidente ai nostri microfoni hanno risollevato l'umore dei leghisti di Marca. Se riuscissi a risolvere qualche problema di tipo personale sul quale sto lavorando, se ne potrebbe parlare. Del resto era stato lo stesso Boff durante la trasmissione 20:10 di martedì sera ad augurarsi un ripensamento dell'ultima ora, ma il nodo Marcon non è l'unico. Il Carroccio trevigiano nelle prossime settimane sarà chiamato anche a nominare i suoi candidati in regione. Poco emerge se non la necessità di accontentare new entry e vecchie glorie. Ci sarà logicamente la preparazione delle liste con un coinvolgimento del territorio, sicuramente ci sarà da fare il conto anche con gli uscenti che parteciperanno alla tornata.